sostanzialmente noi facciamo questi aperitivi Pantarei Puesta del Sol per comunque divertire la gente e cercare anche in un momento come questo storico di allietare le loro serate in completa sicurezza sostanzialmente. Sindaco Paolo Guizzo, una nuova serata legata alla rassegna Estate 2020 a Volpago e soprattutto in questa stupenda cornice. Sì, questa è la quinta serata che facciamo e questa è rivolta proprio alle famiglie e a tutti coloro che vogliono venire a visitare la villa. Vedete, un contesto stupendo che ha già avuto grandissimo successo anche nelle serate precedenti. Pensate solo che la serata di apertura avevamo quasi 500 persone presenti in una serata con una cena a scopo di beneficenza. Giuliana Livotto, assessora alla cultura del comune di Volpago, non solo musica o spettacolo, ma una rassegna quest'estate in questa villa, anche ricca di cultura, giusto? Sì, certo, abbiamo pensato a una rassegna eterogenea, quindi abbiamo in programma un spettacolo teatrale, una rassegna di filosofia, un concerto jazz e poi la serata conclusiva del Festival Combinazioni a settembre. Abbiamo avuto la disponibilità della villa da Banca Intesa, abbiamo inteso sfruttarla al massimo perché con le attuali prescrizioni fare eventi diversamente diventa veramente impossibile e avendo questo parco e questa possibilità abbiamo voluto sfruttarla al massimo cercando di adempiere però tutte quelle che sono le prescrizioni che sono fondamentali perché altrimenti non possiamo fare nulla di eventi. Ecco, siamo molto orgogliosi di questo, sperando che il tempo ci grazie per i prossimi appuntamenti che abbiamo ormai a fine agosto e poi a settembre. Dino Bottin, Deus ex machina dell'anti-Covid ormai, riconosciuto in tutta la zona. Beh, no, Deus ex machina un po' troppo, dai, uno dei tanti professionisti che si occupano. Come qui questa sera avete potuto vedere entrando, vi viene misurata la temperatura, c'è un registro delle presenze, quindi possiamo dire chiunque è entrato e uscito da questo posto, se sei minorenne non entri, se risulta la temperatura sopra i 37,5 non entra la persona e né la compagnia che è assieme. Poi all'interno vedete ci sono tanti punti di informazione, c'è vari punti di igienizzazione e comunque i tavoli per mantenere la distanza, comunque un ambiente molto aperto, c'è molto spazio, quindi adesso sta anche un po' alla responsabilità singola delle persone capire della distanza di 1 metro o di indossare la mascherina quando siamo troppo vicini. Ecco, mi sembra che la format del Pantarei sia già stato collaudato, sono passati anche più i famosi 15 giorni, mi sembra che i risultati siano sempre stati positivi. Ecco. Loro si impegnano molto e credo che questa tipologia di feste si possono fare insomma, con tranquillità. Ecco. Ermenegildo Giusti, tra gli ospiti di aperitivo in villa, come le sembra questa serata? Questa è casa nostra, è del mio comune, sicché è un onore essere qui in villa. Addirittura volevo acquistarla 2 anni fa e ho ancora l'idea, adesso vediamo cosa dice la banca. È favoloso, un posto favoloso, ricco di storia, siamo ai piedi del Montello. 200 anni, 300 anni di storia, bellissimo.